Comincerò la mia battaglia con gli zuccheri che avete consumato poco fa. Cercherò di bruciare i primi 15 minuti prima che facciano effetto con la mia presentazione. Ovviamente cercherò di parlare non di prodotto, quindi cercherò di parlare di tecnologie. È possibile affrontare il tema dell'archiviazione e della conservazione legale dei documenti ospedalieri, tenendo presente della complessità del mondo ospedaliero? La risposta è tecnologicamente si può fare anche in termini economici e parametri oggi disponibili, questo è importante, e si può fare nel rispetto di tutte quelle indicazioni che avete ricevuto nei primi due interventi della giornata. Lo dico perché lo stiamo già facendo non solo sul territorio italiano, lo stiamo facendo a livello europeo in maniera molto ampia, sia a livello mondiale. Qual è la realtà che stiamo affrontando tecnologicamente, che voi vivete quotidianamente? Una realtà ospedaliera che oggi è molto più articolata, in cui la presenza del contenuto digitale è diventata quasi più importante della presenza del contenuto analogico, dal punto di vista di fruizione e di fonti informative. Se pensiamo dal nostro punto di vista tecnologico che la maggior parte dei dati che vengono acquisiti durante le analisi più moderne nascono direttamente in formato digitale, poi trasformiamo in cartaceo per favorire la fruizione. Questa montagna di informazioni fa parte di quella montagna digitale che ci sta sommergendo nei vari aspetti della vita. IDC ha definito il quantitativo di informazioni che noi continuiamo a produrre quotidianamente a livello mondiale tale di raggiungere i 35 zettabyte, quindi stiamo arrivando a numeri davvero incredibili come quantità di dati. Pensate che già dall'anno scorso vi è la certezza che alcune informazioni create sono andate perse perché non vi è abbastanza memoria digitale, non è stata prodotta abbastanza memoria digitale per conservarle. In realtà cosa c'è? Conserviamo tante volte n copie delle stesse informazioni, quindi stiamo anche sprecando spazio, quindi se facessimo efficientamento riusciremmo a gestire e a fruire di questa montagna di informazioni. Quali sono i contenuti oggetto di una conservazione a lungo termine e che sia anche compliant alle normative? Abbiamo registrazioni video, abbiamo registrazioni tipo medicale, abbiamo registrazioni audio, tutti i contatti che facciamo col paziente. In alcune realtà ci sono le cartelle mediche che vengono appunto prima registrate via voce, poi vengono inserite all'interno del record della storia clinica del paziente. Abbiamo documenti, refertazioni, le email e i file, come è stato detto precedentemente, perché fanno parte della storia della relazione intorno a un paziente, intorno a una problematica, intorno a un pagamento, intorno a un'esperienza aziendale. L'archiviazione di informazioni sensibili richiede una serie di cose molto elencate negli interventi precedenti, quindi sorvolerò questa parte. Mi concentro sui primi tre aspetti. Originalità del documento. Devo poter dimostrare che ciò che sto portando è esattamente l'originale. E poi andrò a definire meglio questo termine. Che gli oggetti che vado a inserire in questa archiviazione a lungo termine sono esattamente quelli che ho inserito la prima volta e non sono modificabili. Non sono neanche modificabili se per un errore applicativo cerco di modificarli. Cioè devo essere in grado di poter inserire nell'elemento di archiviazione dei sistemi di protezione, per cui se oggi la normativa mi dice alcuni dati li conservi almeno per 10 anni, io sono sicuro che il sistema non ne accetta la cancellazione prima del 10° anno. Mentre magari per altri dati posso dire su questa tipologia di dati che arrivano da queste applicazioni posso eventualmente accettare la cancellazione dopo magari 3-4 anni perché magari sono alcune email non particolari, quindi le archivio ma non le conservo. Quindi in quello che noi chiamiamo ciclo di vita dell'informazione a un certo punto consento la cancellazione e la rimozione di queste informazioni e soprattutto la garanzia che esse siano registrate. Cos'è che ci ha allontanato nel tempo dall'archiviazione sulle microfiche, dalla conservazione della carta? Cosa ci sta allontanando dal nastro? Cosa ci sta allontanando dal CD-ROM? Il fatto che, superato un certo lasso di tempo legato alle tecnologie, i dati sono difficilmente recuperabili. Non so quanti di voi, sicuramente quella della mia generazione, andavano in macchina con la musicassetta. Dopo la prima estate non si usava più.
Se non salvo puoi cominciare a recuperare quel nastrino. Ovviamente nel mondo informatico non succede, non abbiamo questi sbalzi, però non so quanti di voi hanno provato a richiedere come utilizzatori o dovuto recuperare come gestori della soluzione un nastro con delle informazioni archiviate 4-5 anni fa. Magari non c'è neanche più il media in grado di leggere, o l'applicazione, o i driver. Parlavamo prima di conservare per 10 anni. Provate su un'applicazione oggi, Windows 7 o Android di ultima generazione, a provare a inserire device di 2-3 anni fa. Una bella sfida. Pensate di dover leggere un documento Word in Windows 10 o provare a inviarlo su un iPad 14. Se parliamo di 10 anni, gioco un attimino sui 10. Quindi ciò che devo fare è avere una infrastruttura che sia indipendente da queste evoluzioni tecnologiche. Cosa deve offrire una soluzione di Content Addressable Storage? Lo so che siamo dopo il caffè, l'acronimo può dare, mi hanno già fatto la battuta. Quindi, quello che fa il Content Addressable Storage è la capacità di archiviare il contenuto, come è stato prima, come una cartella. Non mi importa cosa c'è dentro. Io chiudo la scatoletta, te la metto all'interno di un sottosistema, verifico che sia continuamente fruibile, mi assicuro che non possa essere portata via per dolo o per errore operativo, ma cosa c'è all'interno non mi importa. Chi lo sa è l'applicazione che deve saperne il contenuto. E allora potrei inserire questa soluzione in modo che sia il contenitore dei dati dell'applicazione, però mi vincola l'applicazione. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato una soluzione che si va a collocare all'uscita dell'applicazione. Quindi quando l'applicazione mi crea l'output, quindi che me l'ha standardizzato secondo le normative di cui abbiamo parlato, vado ad archiviarla. A questo punto non mi interessa avere il documento che ha creato il PDF, mi basta avere un PDF reader, quindi ho la ragionevole certezza che fra 10 anni ci sarà sicuramente un PDF reader supportato da qualunque versione di device che esista che possa recuperare questo contenuto, o da un JPEG, o un TIFF, o delle varie tipologie che vengono scelte. Elemento economico, il costo deve essere basso e nel tempo deve continuare a decrescere, per due motivi molto semplici. Avete visto la quantità di dati che continuerà a crescere, quindi non c'è speranza di vederli crescere in misura minore, accelereranno. Però la tecnologia raddoppia, triplica la capacità, la legge di Moore, sulla tecnologia digitale della conservazione dei dati anche più efficiente ed efficace, per cui nel tempo sono in grado di avere un costo del media che tende a crollare rapidamente. Quindi nel tempo riesco ad avere un costo medio per l'archiviazione che ha una tendenza a diminuire, che è un po' quella degli ultimi 5 anni del sistema informativo e non vi è nessuna previsione di cambio. Altra cosa importante, devo controllare gli accessi, tema sicurezza, devo essere sicuro se qualcuno si inserisce nel mio data center e si porta via un HDA, il disco, sperando di montarlo sul suo Mac o sul suo PC, non si porti via dei dati o non si porti via un qualcosa di fruibile. Vi posso garantire che se uno prova a togliere un disco da questo sistema leggermente si arrabbia, quindi c'è una notifica all'utilizzatore e anche nel caso peggiore ciò che porta via è un disco con una serie di magnetizzazioni ma non ha contenuto fruibile in nessun modo. E andiamo un po' a vedere successivamente il perché. È una tecnologia che va a confrontarsi, quella del Content Addressable Storage, con altre tecnologie. Ha una serie di vantaggi rispetto ad altre tecnologie perché è l'ultima nata, è stata costruita pensando agli svantaggi delle altre tecnologie. Uno dei grandi vantaggi è una metodologia online, quindi oggi ne posso offrire attraverso sistemi ospedalieri tradizionali, un domani posso pensare di fare un'interfaccia per farne fruire all'interno di parametri di sicurezza con applicazioni web, o un domani consentirne l'accesso tramite VPN o sistemi protetti da sistemi portatili come iPad o tablet di varia generazione e poter anche creare un'interfaccia e poterne poi rendere eventualmente il recupero dei dati. Come funziona? Allora, immaginate un concetto di scale out. Cos'è scale out? Vuol dire un sistema che man mano aumentano i dati, quindi man mano cresce in maniera fisiologica, non cambia le caratteristiche iniziali. Quindi immaginate un sistema che aumenti le performance, aumenti la capacità, riducendo e mantenendo e migliorando il rapporto tra OPEX e CAPEX, parametri finanziari, quindi i costi di gestione e i costi di acquisto dei prodotti tengano a migliorare nel tempo. Sono molto semplice nella spiegazione, mi scuso con i tecnici, no? Ma cerco di essere un po' di alto livello per passare il concetto. Immaginate un grande contenitore, un contenitore che può arrivare a contenere sino a 10, 15, 20 petabyte di dati, quindi i prossimi 10 anni vostri li possiamo contenere in tecnologie di questo tipo, non necessariamente solo della mia azienda, ma queste tecnologie superano queste capacità. Immaginate delle scatole, dei nodi,
che hanno al loro interno tecnologia elettronica di connessione e area capacitiva dei dischi. Quindi parto da un numero minimo di 4 nodi perché la protezione è sì che il contenuto viene spalmato tra tutti i nodi disponibili e tutti gli HDA disponibili. Quindi anche se perdessi un solo elemento intero, quindi immaginate tutto un cassetto, ho perso solo una porzione del dato e i nodi rimanenti possono ricostruire tutto quanto. Se mentre sta lavorando uno dei dischi comincia a dare segni di malfunzionamento, il contenuto viene spalmato sugli altri dischi e sugli altri contenitori. Ogni cassetto è in grado di interfacciare con tutte le connettività di cui ho bisogno o ne hanno bisogno le varie applicazioni, non mi importa qual è, sono in grado di operare e il sistema si autobilancia. Cosa vuol dire? Io parto con 4 nodi, comincio a mettere capacità, a un certo punto finisce la capacità, inserisco, quindi continuo con questa curva lineare di crescita di capacità, inserisco un nuovo cassetto, come do spazio al sottosistema, questo automaticamente ribilancia, inizia a spostare tutti i contenuti fra tutti i vari nodi, quindi non ho mai l'effetto di questo bidone è pieno, devo mettere un altro, cosa sposto. Il sistema li bilancia in maniera totalmente trasparente all'applicazione, quindi chi gestisce l'applicazione, chi fruisce delle applicazioni non sa che è successo questo, lo sa solo l'ufficio acquisti che ha dovuto acquistare un nuovo nodo perché non c'era più capacità. Il sistema avvisa quando supera l'80% di utilizzo, quindi non corro il rischio di arrivare alla situazione di sto archiviando, non ho più spazio, quindi entro in un'area di rischio. Quindi il famoso responsabile dell'archiviazione e della conservazione o della conservazione ha un elemento che lo avvisa quando entra in zona a rischio. Questo è il fattore importante. Altro elemento, si possono usare nodi di generazione differente, è possibile cioè nel tempo introdurre nuove tecnologie, quindi nuovi processori, nuova connettività, nuove tipologie di dischi, senza buttare via necessariamente quelli vecchi, affiancandoli finché ho spazio fisico per inserire nel sottosistema. A un certo punto potrò dire alla macchina, i nodi più vecchi che hanno superato magari 3 anni di vita informatica, 5 anni di vita informatica, cara macchina, svuotali, dopodiché li tolgo e metto un nodo nuovo che mi costa meno e ha molta più capacità e di più performante. Posso quindi introdurre nodi nuovi, avere i vantaggi tecnologici e spalmare automaticamente i dati. Posso avere una posizione tipo geografico e una gestione facilitata. È stato accennato prima velocemente il tema del disaster recovery. Allora, immaginate una realtà come quella del Veneto, con una grande capillarità, con una grande collaborazione, siete qui diverse realtà presenti intorno a un progetto veramente significativo. Immaginate che senza pensare a grandi progetti, ma una realtà a voi familiare, abbia un sottosistema di questo tipo e voi potete bilanciare il vostro contenuto su un altro sottosistema o proteggerlo su un'altra realtà, quindi dire ho un sistema dove vado ad archiviare, ve lo tenete a livello locale. Il sistema o la porzione del sistema dedicato alla conservazione lo vado a proteggere verso una realtà non lontana da me. Non serve software, l'unica cosa che vi serve è una connessione, un cavo di collegamento, quindi una metodologia di tipo telefonico, adeguata a supportare il traffico nelle 24 ore di quanti dati voi producete nelle 24 ore. Quindi fatta questo dimensionamento si porta nell'altro sottosistema, si connettono i sistemi e automaticamente continueranno a tenersi bilanciati. Quindi nel caso in cui una delle mie realtà abbia una situazione estremizzata per cui il sistema non è più assolutamente fruibile e non si possa accedere al sistema, i dati conservati, i dati legali, archiviati, conservati nel tempo sono disponibili per su un'altra realtà. Non sto dicendo magari l'ideale Regione Veneto che fa un grande sistema che l'archivia per tutti. Si può eventualmente ipotizzare nel futuro, nel piccolo medio termine, una realtà a voi vicina, in un palazzo diverso, a una distanza fruibile, la stessa macchina avete già nella situazione, diciamo, ambientale italiana ridotto dell'80% i rischi di perdita totale dei dati. Altro discorso importante è l'integrazione con le applicazioni. Ci sono realtà che hanno una tecnologia che si chiama API, quindi Application Program Interface, cioè non dovete personalizzare le applicazioni. Quindi ognuna delle vostre funzioni usa le applicazioni con cui è abituata a lavorare e il sottosistema ha un modo di interagire per cui
conosce l'applicazione che state lavorando, l'applicazione sa cosa state utilizzando e prepara un modo di dialogare immediato con questa realtà. Sono oltre 300-350 applicazioni che sono già state integrate in questo modo e continuano ad aumentare. Gli americani dicono in counting, continuano ad arrivare. Come si può crescere? Posso crescere da una realtà di nodi, 4 piccoli, man mano ne ho bisogno, comincio a crescere, quindi aggiungo cassetti, posso aggiungere armadi, a un certo punto potrei eventualmente arrivare ad avere una realtà dell'ultimo in alto a sinistra, dove ho dei sistemi che si parlano fra di loro in maniera geografica, quindi non solo ho sopperito al bisogno di garantire la conservazione nel tempo dei dati, ma sono in grado di proteggere in disaster recovery perché parlo tra più località fisicamente separate fra di loro. Come funziona? E qui mi collego a una delle cose che sono state indicate precedentemente, il discorso dell'unicità del contenuto. L'applicazione, qualunque essa sia, crea un oggetto, quindi il risultato finale del processo di elaborazione dell'applicazione. Lo invia al server, tramite rete lo manda al sistema di Content Addressable Storage che indicizza questo oggetto che è arrivato creando un'impronta digitale specifica per ogni contenuto. Come fa? Va a pesare il peso binario dei dati. Praticamente è una formula matematica che va a calcolare tutto quello che compone il megabyte, i 2 megabyte, il gigabyte che ho mandato al sottosistema, crea quindi un'impronta digitale unica, non ripetibile. Allora, se ci fosse qualche matematico, subito mi dice se ho abbastanza potenza di calcolo riesco a trovare il caso equivalente. È vero, dovesse succedere questo, la macchina ne crea uno appositamente, quindi aggiunge un bit per dire questo è il duplicato, quindi evitiamo di avere 2 conservazioni con lo stesso dato, quindi siamo cautelati da questo punto di vista. Crea quindi un indicatore, un puntatore unico, archivia l'oggetto ed ha un server che è l'unico che sa dove sono posti i dati, chi lo ha fatto, chi l'ha registrato e archivierà nel tempo chi accede, chi vuole cancellarlo, chi ha avuto i diritti di cancellazione. Quindi sono in grado, indipendentemente dall'applicazione, di sapere che questo dato arrivato da me il 4 aprile del 2012 non deve essere toccato sino al 4 aprile 2022. Perfetto, nel 2013 il signor Roberto Sortino dall'applicazione Pippo Pluto Paperino ha cercato di cancellarlo. Aveva ragione o non aveva ragione? Creo quell'elemento che aiuta il responsabile della conservazione per l'azienda ospedaliera di avere l'evidenza che c'è stata questa operazione. La macchina non accetta la cancellazione, ma ne ho la traccia, che è importante. Dopodiché, ovviamente, abbiamo visto l'archiviazione. Quali sono i vantaggi di questa architettura? E vedo che siete molto attenti, finirò 2 minuti prima, quindi vi ridò un po' di tempo. Allora, si evita sovraccarico di gestione, trasparente a quello che fate oggi. Quindi si installa o non si installa il sottosistema, è totalmente trasparente per voi. È una nuova appliance che utilizza l'IT e che dà un beneficio inserito in un workflow di gestione dei dati. Efficienza, nel senso che posso archiviare più copie esattamente dello stesso dato una sola volta. Immaginate degli email che hanno esattamente lo stesso allegato mandato a 50 persone all'interno della struttura ospedaliera. Mantengo 50 email mandate, ma una sola copia dell'allegato. Se qualcuno apre l'allegato, cambia il colore dell'intestazione e lo rimanda nuovamente in circolo, salverò soltanto quella parte di documento che è stata modificata. Quindi sono in grado di dire questo è l'originale e questo solo per la parte email, mentre per tutta quella parte digitale delle applicazioni prettamente ospedaliere non viene applicata. Quindi è un sistema che può applicare regole per ottimizzare anche la fruizione degli spazi. Ci sono delle regole di conservazione che posso implementare basate all'applicazione, basate alla tipologia di file che vado ad archiviare o basate sulle regole della realtà ospedaliera. Quindi la realtà ospedaliera può dire tutto quello che io mando in fase di conservazione, quindi parte dell'archiviazione, entra in conservazione, non si tocca per 10-15 anni o per sempre. Quindi noi che facciamo storage, pensare di archiviare per sempre non è che ci dispiace, però si fa quello che serve per la normativa. Allora, fino a qualche tempo fa il Content Addressable Storage era un segmento merceologico che Gartner Group tracciava in maniera indipendente, quindi vi offriva in fase di acquisto la possibilità di vedere tutte le aziende che avevano prodotti di questa tipologia e vedere la loro presenza di mercato.
Dal 2011 Gartner Group non fa più un'analisi specifica su questa tipologia di device perché nel frattempo sono nati altri oggetti specifici per l'archiviazione, ma non per la conservazione. È una discussione che stiamo facendo con Gartner Group. Quindi in questo periodo, negli ultimi 2 anni, Gartner Group presenta un'analisi di mercato che dice tutte le aziende che producono appliance, quindi oggetti specifici costruiti per l'archiviazione e il backup. All'interno di questa soluzione, ho lo specifico di un'azienda, ovviamente quella per cui lavoro, vi do questo specifico, potete chiedere alle altre aziende che hanno soluzioni specifiche di questo tipo, oggetti tipo quello di cui ho parlato adesso, ne abbiamo oltre 14.000 installazioni a livello mondiale, con oltre 600 petabyte di dati installati e 5.000 clienti che lo stanno utilizzando. Quindi è una soluzione ampiamente utilizzata. Solo nella regione Veneto potrei citare ad esempio la ULSS 17, l'azienda ospedaliera di Padova che li usano per l'archiviazione o InfoCert che utilizza queste tecnologie. Quindi parlando di realtà a voi molto vicine, più ci sono realtà bancarie e molte altre realtà che usano queste tecnologie, perché non è solo il mondo ospedaliero a dover gestire questa tipologia di dati. Alcuni case molto molto veloci. Azienda inglese in cui abbiamo avuto il problema di archiviare dati su location differenziate, hanno usato questa metodologia, sono stati in grado di mantenere un discorso semplice, integrazione trasparente coi dati, migliorato i processi interni e migliorato del 30% la fruizione di queste informazioni. Altro discorso interessante, mi collego all'ultimo intervento, si parlava di fruizione di dati anche nel tempo. In Finlandia, su un progetto che è partito nel 95, mi ricordo, le prime riunioni nel 95 si parlava di realizzare questo processo di federazione tra più realtà ospedaliere nella zona di Tampere, nel nord della Finlandia. Sono arrivati poi a chiudere questo progetto nel tempo e continua ad evolversi. Oggi riescono a gestire 1 milione di immagini mediche, gestite in maniera singola, ovviamente ogni anno 1 milione di immagini che vengono conservate, distribuite fra più punti e fruibili da qualunque dei punti. Quindi se una persona dovesse, vista la situazione estremizzante della realtà, trovarsi vicino a delle altre realtà ospedaliere, ha bisogno di accedere alle immagini precedenti, accede in maniera trasparente. Quindi hanno realizzato questa fruizione basata su questa tecnologia, perché la proprietarietà dell'immagine rimane della realtà che l'ha fatto, gli altri ne hanno la fruizione a fronte di emergenze, di opportune certificazioni. Altro discorso, si è parlato del tema della cartella clinica, l'abbiamo fatto negli Stati Uniti che sono un po' più avanti su questa tematica, stiamo affrontando le stesse tematiche in Inghilterra con un progetto a livello globale su tutta l'Inghilterra della gestione delle cartelle cliniche ospedaliere, questo invece in America è un progetto completamente chiuso e siamo riusciti a gestire il processo delle cartelle cliniche con una serie di soluzioni di tipo tradizionale a livello informatico, con una serie di realtà che hanno portato queste tecnologie. Noi facciamo tecnologia come azienda, poi ci sono una serie di realtà che vanno a implementare queste soluzioni. Cosa stiamo cercando di fare? Lavoriamo a 360 gradi anche nel mondo ospedaliero, ho focalizzato sulla tecnologia del mondo della conservazione e dell'archiviazione dei dati. Siamo un'azienda presente in tutto il mondo, quindi in grado di supportare e far evolvere la nostra parte di competenza su queste tecnologie, ma ci sono altre realtà che possono darvi questo discorso. Quindi non pensate a una soluzione univoca nostra, ogni realtà ha le proprie caratteristiche, ma è una tecnologia disponibile sul mercato, starà poi a voi a scegliere chi sarà in grado di meglio integrarsi con le vostre esigenze.